È da un po' di tempo da 1 anno e mezzo che tu vedi qua che fanno delle cerimonie, non riesco a capire cosa fanno, perché son tutte persone che vengono da fuori, perché io passo di qua molto spesso e vedo persone strane, ecco, e quindi non capisco come mai che non sono cerimonie che viene coinvolto anche il paese. Questo mi son fatta una domanda mia personale. La signora Franca ben conosce questo angolo di Piave di cui è appassionata e non nasconde le sue perplessità sui ritrovi che da qualche tempo ci sono nell'abbazia di Vidor, portando anche un'esperienza personale. La settimana prima dell'incidente, di questa disgrazia, cos'è successo? Che io vado a nuotare sempre al Piave, adoro l'acqua. È successo che ho trovato una ragazza sui gradini prima, perché ci sono 6-7 gradini di marmo così, e questa qua mi ha guardato entrando nell'acqua e poi mi ha detto che il suo fidanzato organizza degli eventi e mi ha parlato, io ho capito che erano non una musica normale. Lei ha usato un termine e ho pensato qualcosa, mi son fatta una domanda, ecco, mi son fatta una domanda. All'interno dell'abbazia in questo primo sabato di luglio c'è Andrea Zuin, quello che è stato definito, a torto o a ragione, il guru, preferisce non parlare a microfono Zuin, ma ci affida un messaggio. Siamo tutti profondamente sconvolti e addolorati per la scomparsa di Alex e per tutto quello che sta succedendo, afferma Zuin, che assicura come fin dall'inizio ci sia stata massima collaborazione con le forze dell'ordine e ancora il musicista dice di voler mandare forza e amore alla famiglia di Alex in questo momento così doloroso anche attraverso la musica che ad Alex piaceva molto. Spero, aggiunge Zuin, che l'autorità giudiziaria faccia chiarezza il più presto su questa tragedia che colpisce tutti, anche perché siamo profondamente sconvolti dal modo in cui la stampa ci sta descrivendo. Nel frattempo, però, a interrogarsi è l'intera Vidor. Forse, dicono alcuni, quel genere di attività andava controllato. La mia critica sta che chi ha organizzato questo, cioè lo stregone, lo sciamano, chi cavolo possa essere, non ha valutato la pericolosità intrinseca di queste azioni. Perché pensiamo alla fragilità mentale, cioè io non mi sentirei personalmente, non mi sentirei di fare un'esperienza del genere.